Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, la cooperativa sociale Ecotema. Trent'anni di cooperazione sociale, ne parliamo con Luca Fontana. Perché fare una cooperativa? Risponde Dino Fabris nella nostra nuova rubrica. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La nostra cooperativa Ecotema nasce nel 1988 e all'inizio ci occupavamo di fare monitoraggio della qualità dell'aria utilizzando i licheni. E poi abbiamo cominciato a fare tantissime cose, fra cui gestione di centri visite, pubblicazioni e tanto altro ancora. Diciamo che la cosa principale, il nostro cuore della nostra cooperativa è fare divulgazione naturalistica. Quindi abbiamo fatto tantissime cose, facciamo tantissime cose. Io qui vi ho preparato un po' un riassunto di tutte le cose che facciamo. Allora, noi facciamo attività nei musei scientifici di Trieste, quindi attività per le scuole, attività per i bambini, attività per le famiglie, attività per gli adulti, di tantissimi temi diversi, tutto quello che potrebbe, poter essere fatto all'interno dei musei, quindi il museo di storia naturale, l'orto botanico, l'acquario, il museo del mare e anche lo speleovivarium dall'altro anno. Tutte queste attività e tanto altro ancora lo portiamo anche nelle scuole. Quindi noi portiamo queste attività all'interno delle scuole, portiamo tanto altro, facciamo sia attività in classe, ma anche se la scuola ce l'ha un giardino, in giardino, e poi purtroppo negli ultimi anni abbiamo dovuto farlo anche con la didattica a distanza, ma abbiamo fatto anche questo. Inoltre, siccome appunto siamo tutti quanti biologi naturalisti, ci occupiamo di fare escursioni naturalistiche in varie parti della provincia di Trieste e anche della provincia di Gorizia. Facciamo camminate, passeggiate a tema, quindi sia mostriamo le bellezze naturali che, scegliamo un tema, potrebbero essere le piante, potrebbero essere gli insetti, dipende. Anche qui per tutti i gusti, quindi dai bambini agli adulti. E l'altro anno purtroppo siamo stati tutti quanti chiusi in casa, quindi le attività in presenza non abbiamo potuto farle e quindi abbiamo cominciato a fare dei corsi online dedicati ad aspetti naturalistici ed è stato molto bello perché abbiamo avuto un gran riscontro, perché d'altra parte le attività in presenza le facciamo con le persone della regione, perché chiaramente un'escursione partecipano le persone della regione o un'attività didattica partecipano le scuole della regione. Invece con i corsi online abbiamo potuto avere partecipanti da tutte le parti d'Italia e anche da fuori Italia. È stato veramente molto bello, ecco. Il Consorzio di Cooperative Sociali Il Mosaico, in partnership con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASUFC, ha dato vita ad un progetto sperimentale finalizzato ad aiutare le persone con disturbi mentali a raggiungere e mantenere una posizione lavorativa effettiva nel mercato del lavoro. Il prossimo 15 ottobre a Udine, nello Spazio Venezia di via Stuparic 8, a partire dalle 9:30 sarà presentato il progetto Cercasi lavoro, attraverso una giornata di studio rivolta agli operatori del settore, sia pubblici che privati. La maggioranza delle persone, comprese quelle che soffrono di gravi disturbi mentali, vogliono infatti lavorare, spiega Mauro Peressini, presidente del Consorzio Il Mosaico.
e il lavoro è una componente essenziale per costruire un senso di identità positiva, una fonte di reddito, ma anche un fattore importante per l'autostima e componente determinante della salute delle persone. Il progetto, avviato quest'estate, si avvale dell'esperienza in atto da diversi anni a Bologna, in particolare sull'accompagnamento delle persone nel mantenimento della propria posizione occupazionale. Per eventuali informazioni cercasi lavoro@nemesiscs.it. Positiva la vendemmia 2021 di Viticoltori La Delizia, la cantina cooperativa di Casarsa della Delizia che riunisce oltre 400 viticoltori soci per una superficie di 2000 ettari vitati. Con oltre 300.000 quintali di uve raccolte, il bilancio dell'annata 2021 è giudicato molto positivo dalla cantina. Il 95% delle uve raccolte inoltre sono state coltivate in modo sostenibile dal momento che la Delizia aderisce al sistema di qualità nazionale di produzione integrata. La vendemmia 2021 sarà sicuramente ricordata per il sole che ha caratterizzato il mese di settembre, consentendo di effettuare un raccolto senza una goccia di pioggia. Questa condizione ha favorito non solo le uve a bacca bianca, ma anche quelle a bacca rossa. La cantina di Casarsa, che ha compiuto quest'anno 90 anni, è tra le maggiori realtà vitivinicole del Friuli Venezia Giulia tra i vini fermi e spumanti, nonché tra le prime 9 in Italia per la produzione di Prosecco DOC. Io volevo farvi alcuni esempi delle attività che noi facciamo con la nostra cooperativa Ecotema per far capire un po' qual è il nostro lavoro e qual è il nostro modo di lavorare, diciamo. Noi ad esempio abbiamo adesso un progetto con delle scuole partner in cui realizzeremo dei piccoli orti botanici all'interno dei giardini delle scuole, mettendo anche delle targhette, proprio come un orto botanico, coinvolgendo anche gli studenti in questa attività. Far capire che noi facciamo didattica ma non solamente frontale, quindi noi parliamo e i ragazzi ascoltano, ma in modo di coinvolgere i ragazzi nelle attività scientifiche per fargli capire anche l'importanza della natura e della loro conservazione. Poi noi collaboriamo con i musei scientifici di Trieste e anche con l'area marina protetta di Miramare e facciamo tutta una serie di laboratori. Uno che mi viene in mente è il laboratorio sui fossili, in cui noi sia in museo ma anche all'aperto, anche a scuola, usiamo delle formine per far ricostruire alcuni fossili, quindi facendo dei laboratori o delle attività operative, spiegando come si formano i fossili, come si studiano e così via, per fare un po' ai ragazzi l'esperienza di essere scienziato per un giorno, no? Quindi lavorare come lavorano i paleontologi. Oppure altre attività a tema naturalistico, parlando per esempio dell'importanza degli insetti o attività dedicate ai minerali e alla geologia, tutte attività in cui ci sono dei laboratori e delle attività pratiche. Poi riguardo ai corsi online e alle escursioni di cui parlava Gaia prima, posso fare l'esempio di un corso che ci ha resi molto felici, il corso sulle piante spontanee mangerecce. Abbiamo fatto nel periodo primaverile della zona rossa un corso online parlando delle principali piante spontanee alimentari, quindi non quelle dell'orto ma quelle che crescono spontanee nei nostri boschi, e poi quando abbiamo potuto uscire abbiamo fatto delle escursioni sul campo per raccogliere queste piante, ovviamente facendolo in modo sostenibile, quindi rispettando le regole di raccolta, per far capire che va bene utilizzare la natura, però farlo in modo sostenibile senza defogliare tutto quello che c'è, però per riscoprire i gusti antichi che i nostri nonni conoscevano e che noi oggi non conosciamo più. Se vi interessa di più comunque riguardo alle nostre attività, abbiamo sia un sito che è ecotema.org, ma anche una pagina Facebook in cui potete trovare informazioni sulle attività che facciamo sia nei musei, sia con il WWF, sia in natura, sia come corsi online, e se vi interessa potete trovare tutta una serie di informazioni o anche scriverci se vi interessa qualcosa in particolare. Crea la tua cooperativa in collaborazione con Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia. Perché fare una cooperativa? La cooperativa è uno strumento per realizzare un'attività economica. Un'attività economica può essere fatta da soli, quindi un imprenditore individuale o un professionista, oppure se fatta da più persone deve essere fatta nell'ambito di una struttura societaria.
Una delle società è la cooperativa, che è un modello societario che si differenzia da tutte le altre perché si connota per uno scambio mutualistico e non per una struttura essenzialmente capitalistica. Cosa vuol dire questo? Lo scambio mutualistico è il rapporto tra socio e cooperativa che è centrale nel funzionamento di una società di questo tipo, per cui il socio diventa veramente il protagonista di se stesso in una gestione che è caratterizzata dalla democrazia economica, un concetto importante che non è proprio delle altre strutture societarie che conosciamo, le società di capitali o le società di persone. Quindi diciamo la cooperativa è uno strumento per realizzare una attività, una volontà di più persone di esercitare un'attività economica e conseguirne un'utilità a fronte di questo esercizio. Vuoi costituire una cooperativa? Contattaci presso le sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Oppure visita il sito www.confcoop-fvg.it. Dal novembre 1991, anno del riconoscimento legislativo della Legge Nazionale sulla Cooperazione Sociale, sono passati 30 anni, vissuti intensamente dalle tante imprese del nostro territorio. Oggi facciamo il punto della situazione con il presidente regionale di Federsolidarietà, Luca Fontana. Presidente Fontana, sono passati 30 anni praticamente dall'approvazione della legge nazionale che riconosce la cooperazione sociale. E se parliamo di Friuli Venezia Giulia e del ruolo della cooperazione sociale nel welfare, qual è la situazione? Beh, la cooperazione sociale in Friuli Venezia Giulia è cresciuta in termini di numero di cooperative. Delle 202 cooperative pre-pandemia, 168 sono di Confcooperative Federsolidarietà. Sono impegnati 7.600 soci lavoratori e abbiamo un fatturato complessivo di 256 milioni. Mi sembrano dei dati assolutamente importanti che indicano la penetrazione nelle diverse attività del nostro territorio. Da qui possiamo dire, ma cosa fanno queste cooperative? Dove le troviamo? Le troviamo di fatto in moltissime attività. Faccio un esempio per essere chiaro. Circa 2.000 bambini in questa regione annualmente sono seguiti da cooperative sociali all'interno degli asili gestiti direttamente o asili dati in gestione dall'ente pubblico. Allora è un dato assolutamente importante. All'interno di questi percorsi poi mi preme sottolineare come le professionalità sono cresciute. Tutti gli operatori hanno avuto modo di formarsi, ma la cooperazione sociale ha anche assunto operatori con titoli di studio importanti. Un ruolo di rilievo dunque, da come lei lo descrive, però di cosa c'è bisogno? Ecco, da qui in avanti si può crescere ancora? Quali sono gli spazi per che la cooperazione sociale rimanga centrale all'interno del welfare regionale? Credo di sì. È chiaro che un ragionamento va fatto in post pandemia, i dati erano in pre pandemia. Le dinamiche stanno cambiando, i bisogni stanno cambiando, la coscienza di ciascuno di noi sta cambiando, intesa come sostenibilità delle nostre azioni. Allora la cooperazione sociale ha ancora una volta, come all'inizio, l'onere ma anche l'onore di essere innovativa, di trovare, di rafforzare i servizi che già stiamo facendo, di trovare nuove modalità per rispondere ai nuovi bisogni. Abbiamo anche il dovere di continuare la professionalità, la crescita delle professionalità sia all'interno degli operatori ma anche a livello manageriale. Questo vuol dire anche migliorare, in qualche modo professionalizzare ulteriormente il rapporto con la pubblica amministrazione, che mi pare importante perché voi gestite dei servizi in nome e per conto molto spesso della collettività, diciamo, no? Quindi qui cosa bisogna fare? Bisogna riprendere lo spirito iniziale. 30 anni fa la cooperazione sociale assieme all'ente pubblico ha dato delle risposte. Lì eravamo in un momento di condivisione, eravamo assieme. Poi
all'interno di questi 30 anni purtroppo siamo divenuti meri fornitori di servizi che rispondono a dei capitolati talmente specifici per cui la cooperazione non ha la capacità, non ha la possibilità di trovare ulteriori risposte. Dobbiamo rimettere al centro le persone, dobbiamo rimettere al centro i problemi e ricreare quella coprogettazione, quella voglia di fare le cose insieme a livello paritario. Non c'è un io o un tu, c'è un noi. La cooperazione sociale lo ha dimostrato soprattutto in fase pandemica, che c'è un noi e che assieme dobbiamo trovare delle risposte. Elementi burocratici ci sono, ci saranno, le complessità saranno senz'altro, ma la crescita professionale di tipo amministrativo della cooperazione sociale, ma anche degli enti pubblici, è tale per cui io credo che in futuro dovremmo mettere in campo nuovi strumenti. Mi pare che ci sia in campo anche una riforma del terzo settore, il settore dove in qualche modo la cooperazione sociale è inserita. Che tempi, che prospettive, è un buon percorso? Noi abbiamo recepito la legge nazionale, ci stiamo adeguando, ci siamo adeguati, anche se poi sulla cooperazione sociale ci sono state poche le modifiche. La nostra regione sta recependo la legge con i nuovi regolamenti, stiamo lavorando assieme alla regione e ai funzionari per costruire un regolamento che sia il migliore possibile. Devo dire che questo percorso lo ritengo estremamente positivo. Lo ritengo positivo perché ci sentiamo corresponsabili di una costruzione di nuove regole, di nuovi strumenti. Ecco, mi preme sottolineare questo termine, corresponsabili. Noi non andiamo a chiedere alla regione col cappello in mano soldi, di avere spazi specifici, noi chiediamo di essere corresponsabili nella costruzione di questo welfare e di questa regione. In conclusione di questo dialogo credo che non possiamo esimerci, Presidente, da riassumere brevemente quali sono le conseguenze della pandemia su questo importante lavoro di vicinanza alle comunità che voi state svolgendo. Ecco, come dicevo già prima, durante la pandemia noi siamo stati vicini alle persone in qualsiasi modo, sfidando a volte anche delle norme, ma abbiamo voluto essere vicini, ci siamo assunti le responsabilità per far sì che a nessuno venisse meno la richiesta. È chiaro che è stato un impatto importante. Prima davo dei numeri pre-pandemici, ci aspettiamo dei numeri minori post-pandemia, nel senso che molte cooperative purtroppo non ce la faranno. Noi ci auguriamo di sì, ma i tempi sono particolarmente complessi. Abbiamo avuto dei settori classici come le pulizie che hanno risentito ben poco, abbiamo avuto dei settori, degli inserimenti lavorativi con delle attività di tipo commerciale che come qualsiasi altra attività commerciale ci hanno rimesso. Abbiamo tutti i settori di tipo A che abbiamo avuto delle perdite rispetto ovviamente ai costi di gestione, sui quali su alcuni settori, soprattutto in relazione all'ente pubblico, abbiamo trovato delle mediazioni, mi riferisco soprattutto con la regione e in parte con alcuni comuni, mentre con altri enti pubblici non abbiamo trovato mediazioni e tutti i costi sono ricaduti sulle cooperative. Ci aspettiamo che in futuro, in questi giorni stiamo lavorando già in maniera importante, si possa ritornare quantomeno a un equilibrio operativo. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La cooperativa San Vito è nata nel 1951, dà oramai servizi a tutta la quasi totalità delle imprese di pesca di Marano Lagunare
In questi anni ha passato momenti più rosei e momenti più difficili, ma siamo arrivati ad oggi tra alti e bassi, mantenendo comunque unita la compagine. Ora stiamo vivendo un momento difficile e ci stiamo ricalibrando e riorientando come nuove prospettive future. In questo momento stiamo affrontando un periodo complicato dove c'è una trasformazione da cooperativa a organizzazione di produttori. Subiamo la situazione soprattutto ambientale per quanto riguarda i volumi di fatturato che riescono a fare le nostre imprese, e comunque è obbligo appunto da parte nostra provare a immaginare una nuova prospettiva. Siamo qui oggi al centro di spedizione molluschi dove si concentrano tutta la nostra progettualità che nasce per avvicinarsi il più possibile alla vendita diretta. Oggi siamo gestori del mercato ittico comunale, probabilmente in futuro non sarà più così per le nostre difficoltà economiche a gestire questo tipo di struttura. Vogliamo avvicinarci il più possibile ai consumatori, anche a quello finale, e ci stiamo dotando di questo. Qui è già insediato il depuratore per i molluschi, operazione fondamentale per arrivare in tavola col nostro mollusco prodotto da noi come cooperativa, e ci stiamo adoperando per portare qui anche il trattamento del pescato che poi va nei vari canali, compreso il mercato ittico comunale di Marano, ma non solo. La cooperativa oggi annovera tra le proprie file 65 imprese e più di 40 soci. Certo è un numero molto basso rispetto allo storico della cooperativa San Vito. Questo è dovuto innanzitutto per la mancanza di ricambio generazionale. Pochi giovani si avvicinano a questo tipo di attività e questo è giustificabile per una remunerazione che si è abbassata via via nei tempi, ma non solo, anche perché molto probabilmente non c'è stata l'intuizione negli anni addietro a rilanciare con le attività correlate alla pesca, per cui mi riferisco all'ititurismo, se non addirittura appunto uno sviluppo commerciale diverso fino ad arrivare alla ristorazione. E il nostro tentativo è questo, valorizzare il nostro prodotto, perché il nostro prodotto è un prodotto ottimo, come tutto il prodotto dell'Alto Adriatico, in particolarità il nostro che viene commercializzato con battute di pesca che non superano mai la giornata, ha una qualità e una freschezza invidiabile a tutti. Ecco perché ci sta orientando appunto su queste nuove iniziative, anche con l'idea di attrarre nuovi giovani con altro tipo di professionalità legate magari più al turismo e alla commercializzazione, e anche per riuscire a dare un maggior contributo, un maggior valore economico alle imprese di pesca che operano oramai da anni con la nostra cooperativa. Speriamo che tutto ciò che stiamo mettendo in capo, innanzitutto nei confronti dei nostri soci che ci hanno seguito anche in momenti difficili, possa portare un domani all'avvicinarsi non solo di altri mercati, di altri commercianti a valorizzare il nostro prodotto, ma che porti il benessere diffuso a un paese che vive ancora tutto sommato sulla pesca.